state dette tante cose, però volevo tornare a tante cose anche perché credo che questo del furto sia un problema importante, un problema complesso e che non c'è una soluzione per risolverlo, ma dobbiamo cercare di mettere insieme un puzzle di soluzioni e poi alla fine magari arriveremo soltanto a risolverne il 60-70%, però come diceva la presentazione di Paolo all'inizio non possiamo arrenderci perché altrimenti ci suicidiamo proprio per l'importanza di questo problema rispetto alla diffusione della bicicletta. Quindi sono state dette tante cose, ne voglio ripetere, voglio tirare l'attenzione su di una che è quello che può fare il singolo. Chiediamo che i comuni facciano degli interventi, la polizia faccia gli interventi, c'è poi il livello del singolo che è uno dei pezzettini del puzzle e al singolo dobbiamo arrivare con la comunicazione. Io trovo che sia molto carino questo pieghevole che è stato preparato e che però ovviamente la FIAB potrà diffondere poi i mezzi che ha. Guardo non a caso il parlamentare perché credo che questa possa essere una campagna di cui il Parlamento, il gruppo che si è formato a favore della bicicletta possa farsi carico. Quindi una campagna educational sui cittadini, come ci sono le campagne contro la violenza, come ci sono le campagne contro i problemi, una campagna su questi argomenti. Io di tutti questi, che sono tutti quanti dei suggerimenti giustissimi, dalla bici, denuncia, furto, eccetera, volevo fermarmi in particolare sull'11°, che è quello del non comprare le bici private. È stato già detto qui, però secondo me su questo, è vero che anche questo non è dirimente perché è stato appena detto, ci sono i camion, li caricano sui camion e li portano all'estero, però io credo che se già qua in Italia togliamo una grossa fetta di mercato a quelli che rubano le biciclette, un bel pezzo di problema l'abbiamo risolto. Allora io credo che su questo dobbiamo lavorare, appunto con una campagna di educazione. Io dico alla gente che comprare la bici rubata non è un atto di furbizia perché ci porto a casa 50 o 100 euro, una bici che vale 300